Ben, Franco ID, se non fra quanti, ma se comincerà fra gli di a votare, gavaremo il Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella lascerà l'incarico dopo 7 anni, anche se un quel ne dice che dovrà andare avanti anche a mo', però lui ha già detto che non è disponibile. Si fanno tanti nomi, ce n'è uno che corre in particolare, su cui c'è dibattito in questi giorni, in queste ore, su una cosa che decideranno. Personalmente, rispetto a quelli che hanno delle cose in contrario, più che elencare le cose in contrario, bisognerebbe dire: diteci almeno un motivo per cui uno potrebbe farlo. Ecco, se ce ne trovate uno sarebbe interessante, sarebbe ideale, almeno un, se trui. E poi è stata fuori un qualcuno che dice, anzi hanno fatto anche delle petizioni, sarebbe ora che andasse una donna al Quirinale. Ben venga una donna, saremmo contenti, però ho paura che questo dire ci vorrebbe una donna sembra quasi, diciamo, un contentino per dire anche le donne potrebbero. Certo che potrebbero, ci sono degli stati dove le donne ricoprono importantissimi ruoli. Noi abbiamo la Presidente del Senato tuttora, abbiamo avuto il Presidente della Camera, abbiamo avuto ministri, e a proposito dei ministri vorrei ricordare che questa persona, cioè Tina Anselmi, a suo tempo fu proposta addirittura 2 volte, ma in particolare negli anni 90 era stata segnalata come possibile, candidata da diverse persone. Magari avesse fa Presidente della Repubblica che la donna chi. Questa era veramente una in gamba. Secondo me ce ne sono in gamba anche adesso, certamente. Però ecco, ripeto, il mio parere personale è dire no, si potrebbe eleggere una donna. Certo che si potrebbe. Se c'è una persona valida in gamba, eleggiamola pure. E ripeto, secondo me, aghin. Se poi proprio se mettiamo d'accordo su catafora chi la che ori, vabbè, salto un fiora dal bosco, te chi va? Beh, magari è una fotografia di un quaio anni fa, però ciao, se l'età la è, nel caso sono disponibili e sono super partes, pensati. Ciao ciao.